Il nostro museo d'arte da anni interagisce con il mondo della formazione scolastica e professionale, promuovendo la presenza di giovani all'interno della struttura museale attraverso degli stage. In questo ambito si colloca anche la collaborazione con il Centro per il Restauro Andrea Mantegna di Piazzola sul Brenta, una collaborazione finalizzata a interventi di manutenzione e restauro di alcune opere che sono esposte nel lapidario del Chiostro Albini. Il cantiere, che vede coinvolti gli allievi del primo anno del corso di tecnico del restauro dei beni culturali, sta per concludersi con la soddisfazione di tutti. Centro per il Restauro Andrea Mantegna, io sono Tiziana Cosma, lo dirigo ormai da anni. Il centro di restauro di Enep Veneto rappresenta una realtà molto consolidata. Siamo nati nel lontano 1992 e nel tempo abbiamo affinato la formazione dei nostri studenti che si formano come tecnici del restauro dei beni culturali. I materiali su cui lavorano sono molti, in prima i ragazzi si occupano del settore lapideo, quindi abbiamo sperimentato ormai da anni che il cantiere scuola come formula diventa un vero e proprio laboratorio. Gli studenti hanno modo di lavorare su opere reali e non su simulazioni. In seconda ci occupiamo sempre di cantieristica, in particolare di dipinti murali. I ragazzi del secondo anno fanno un intervento di cantiere scuola presso Villa Valmarana Bressan, una villa di Andrea Palladio, su dipinti monocromi, e di fatto in terza sono per lo più in sede, quindi a Piazzola sul Brenta, perché si occupano di dipinti su supporto mobile, quindi dipinti su tela e materiali lignei. Sono Simona Vueric, restauratrice e docente per la scuola di restauro Andrea Mantegna per ciò che riguarda il laboratorio di tecniche di restauro materiali lapidei e dipinti murali. Oggi ho l'occasione di illustrarvi brevemente l'iter metodologico che viene impartito agli studenti presso appunto il cantiere didattico che si è avviato quest'anno qui al Museo degli Eremitani. Gli studenti hanno la possibilità di eseguire interventi conservativi e di manutenzione su questi stemmi lapidei realizzati in calcarei locali e affrontano tutte le fasi operative di un intervento conservativo a partire dalle indagini di studio preliminari rispetto all'analisi dello stato conservativo delle opere e alle patologie presenti, per poi progressivamente approfondire tutte le fasi operative, partendo quindi dalle operazioni di pulitura per la rimozione di sostanze alterate e sovrammesse, fino ad arrivare alle fasi più squisitamente conservative di consolidamento del materiale lapideo e presentazione finale delle superfici. Ecco, qui stiamo affrontando l'operazione di consolidamento di questi lacerti residuali di doratura che abbiamo trovato sulla superficie del leone marciano, che presumibilmente, da quel che possiamo osservare, aveva appunto delle finiture in lamina dorata metallica sulla gran parte della superficie. La studentessa appunto sta attuando delle operazioni di fissaggio e consolidamento di questi lacerti dorati.